Non si fa l'autonomia perché Salvini non vuole dare questo privilegio a Zaia. No, l'autonomia intanto era... Parliamo in parole povere. Sì, l'autonomia è un punto del programma di governo, cosa che noi abbiamo fatto prima di partire a governare con il Movimento 5 Stelle, il contratto di governo, ha ragione, scusi, ma... Salvini teme Zaia, Zaia teme Salvini. Noi semplicemente stiamo lavorando al governo per riuscire a portare quello che abbiamo promesso di riuscire a far avere alla nostra regione, quindi l'autonomia con le 23 competenze. Quello che probabilmente in questo periodo viene passato è che semplicemente c'è un tentativo di mascherare l'incapacità amministrativa di alcuni presidenti di regione che si sono dimenticati che la politica per prima deve essere dalla parte del popolo e devono dimostrare dove i soldi che vengono dati dallo Stato italiano vengono spesi. Quello che l'autonomia della Regione Veneto vuole dare è semplicemente una ritenuta su quello che viene dato a Roma, e non è un non pagare più quelle che sono le tasse dovute a Roma, ma è semplicemente tenere quelli che sono i costi, ad esempio dell'istruzione o ad esempio della sanità, per una gestione in proprio di quelle che sono queste possibilità regionale. Cioè quelli della sanità sono i farmaci, sì, però abbiamo la possibilità di andare a trattenere quelle che sono le spese, e se c'è un'oculata gestione di queste capacità di spesa riusciamo ad avere una parte che possiamo reinvestire all'interno del nostro territorio. Certo, Tiso, cosa voleva dire prima?